Salve a tutti, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova live. Oggi è martedì 16 agosto 2022, ci siamo lasciati alle spalle anche la festa di Ferragosto, ok? Oggi ci troviamo qui per fare un nuovo unboxing di un pacco che mi è arrivato questa mattina verso le 10, ok? Ho ricevuto un pacco dalla posta e quindi ci accingiamo questa volta immediatamente a fare l'unboxing. Ovviamente, come mio solito, prima di andare ad aprire quel pacco, vediamo ovviamente piano piano che vi mostrerò le cose che riguarda il contenuto del pacco, voi capirete forse pure già dalla prima, insomma. Allora, facciamo una carrellata di riviste. Ovviamente avete visto dalla sigla che questa live è dedicata a Reni Retro, quindi parliamo di retro computer, retro gaming, retro console e anche retro riviste come è Zap. Ovviamente questa rivista di Zap non è eccessivamente retro, questo è il numero 186, perché stanno riuscendo adesso. Questo è di maggio 2021, quindi è dell'anno scorso, e quindi non fa parte della collezione classica di Zap, ma di questa nuova. Ovviamente già ci sono anche sul mio canale, l'abbiamo sfogliato insieme queste riviste di Zap, e abbiamo visto che hanno una qualità della carta, una qualità di stampa veramente che vale la pena andare a prendere. Ovviamente il prezzo che vedete qui, 9 euro, diciamo può sembrare eccessivo da alcuni punti di vista, però se noi pensiamo che è una rivista a tiratura oramai molto limitata, se noi pensiamo che sono tutte pagine completamente a colori, tutte quante fino all'ultima, vedete le ultime pagine gialle, rosse, insomma sono tutte a colori, ovviamente le copertine, la quarta di copertina, la copertina principal modo, diciamo che sono giustificati questi 9 euro di costo. Dietro c'è tanto lavoro a queste riviste, vedete, non solo per scrivere ma anche per impaginare, andare a cercare le immagini che ci vanno. Io adesso non vi farò vedere tutte queste riviste, noi le abbiamo già viste insieme, quindi non vi farò vedere tutto quanto Zap. Guardate, andiamo avanti. Ecco, Sensible The War of Soccer 2020. Vi faccio vedere quelle che erano un po' le cose principali. Poi app. Allora, per non fare troppo poi una live e un video troppo lunghi, però io vi consiglio di andare, guardate pure i disegni, ricordano molto le riviste che erano pienissime di disegni negli anni 80 e 90 anche, medaglia d'oro di Zap a Super Mario Bros. Per il Commodore 64, e questa sono i voti che ha preso. La telecamera non riesce come al solito a mettere a fuoco, comunque ha preso tutti 99, globale 99 e 99, una conversione veramente ben fatta. E questo era il primo numero di Zap, della nuova versione di Zap. Questo è il secondo numero, guardate che belle le copertine di Zap. Ciao Giusimu, oggi non faccio tear down perché non mi sono ancora attrezzato, magari nel pomeriggio se mi libero faccio un'altra live e smonteremo. C'ho ancora una quarantina di PC o giù di lì da smontare, da rimediare, pezzi,
da fare il test. Se funziona tutto, facciamo i test, quanto prima cominceremo la reinstallazione di Windows 95, 98 e quant'altro su tutti i vecchi PC che ce l'ho tutti accatastati qui intorno a me. C'ho tutti i tower dal 2000 in poi che aspettano di essere alcuni reinstallati. Vediamo un po'. Ma oggi dobbiamo fare l'unboxing, cioè, sì, l'unboxing, chiamiamolo così, di un pacco che mi è arrivato verso le 10 di questa mattina, e quindi stavo facendo vedere un po' di riviste d'epoca, che non sono queste in particolare. Zap, il logo Zap è d'epoca, ma questo per esempio il numero 287, questo è uscito a settembre 2021, vedete? Però fatte benissimo queste riviste, fatte proprio bene. Stavo dicendo appunto sia la qualità della carta, della stampa, la qualità pure degli articoli che ci sono scritti dentro. Diciamo c'è tanto lavoro dietro una rivista come queste. Mia moglie faceva una rivista negli anni 90 dedicata ai cartoni animati, manga giapponesi e quant'altro sul Giappone, e ci voleva veramente tanto impegno, tanto lavoro. Mi immagino soprattutto al giorno d'oggi che sì, è vero che possiamo fare le cose ognuno da casa propria, perché gli articoli possono anche essere scritti e poi mandati via mail in qualche modo, insomma, quindi diciamo non c'è neanche più l'obbligo di andare nelle redazioni a incontrarsi, a parlare, basta fare delle riunioni anche tramite Discord, eccetera, e quindi per parlare diciamo ci sono delle facilitazioni al giorno d'oggi, però il lavoro c'è sempre tantissimo lo stesso dietro a una rivista come questa. Guardate che impaginazione, guardate le immagini, guardate. No, veramente una rivista ben fatta, a mio avviso, impaginata bene, si legge bene, sicuramente vale la pena investire questi 9 euro che costa ogni singolo numero, vedete 2,87, però guardate che qualità di stampa. Allora, andiamo avanti, guardate il gioco caldo sempre per il C64, vedete quante sono fatte bene queste riviste, cioè è un piacere andarle poi a sfogliare, a leggere, a vedere bene tutte le immagini che ovviamente al giorno d'oggi sono tutte ricercate e stampate con una elevatissima qualità, anche se l'immagine la mia fotocamera non riesce a mettere a fuoco. Ce n'ho tante, io le schede video ce l'ho, sia ISA, poi ce l'ho PCI, AGP e PCI X, non ce n'ho manco una. PCI Express mi mancano, c'ho un super PC qui che è molto buono, ci ho messo una scheda che diciamo che non funzionava più, l'avevo presa dal PC di mia figlia dove gliene ho comprato un'altra. Lei attualmente sta giocando, oltre che The Sims, che lei ci gioca sempre, fissa su The Sims, ragazzi, sta facendo Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island sul PC di là. Di là c'è sempre un PC come questo con cui sto facendo la live adesso, che è un i5 di prima generazione, sempre con 16 giga di RAM. Lì però mi ero divertito perché lì ci sono 6 hard disk in RAID, allora mi ero parecchio divertito, mentre su questo PC c'è stanno un hard disk SSHD interno per il sistema operativo e una marea di dischi USB, cioè l'ultimo l'ho comprato 6 mesi fa, tutti da 5 tera, 3 tera, quelli che trovo in offerta li prendo, e non mi bastano mai. Tra l'altro adesso a breve tornerò a far parte, tornerò ad occuparmi del mio grande gruppo t.me/amicaita, che ho abbandonato oramai da più di 2 mesi. Loro stanno continuando ad usarlo, a scriverci, a pubblicare cose, e io però me lo sono un po' perso. Certo non posso andare a leggere perché ci sono migliaia di messaggi da leggere. Nel frattempo io vi faccio vedere un po' di titoli, un po' di pagine di queste riviste. Ecco la Kung Fu Flash,
Guardate che spettacolo la Kung Fu Flash. Direi ciao Mirko, arriveremo a fare l'unboxing in breve, la live penso che durerà circa una mezz'oretta e sto facendo rivedere un po' di numeri di Zap che però non è Zap versione classica ma è Zap versione moderna. Questo numero che vi faccio vedere adesso è di dicembre 2021. Ok, questa è la copertina che ho fatto vedere, vedete tutti i disegni fatti benissimo, c'è sempre pure ovviamente l'editoriale, ovviamente il sommario fatto benissimo, poi ci sono ecco le prime pagine sempre impaginate più o meno allo stesso modo e poi andiamo a vedere che dentro la rivista è sempre molto corposa dato che questo retro gaming sta ritornando alla grande anche se magari me ne mandi tanto a me non mi serve chissà che a me io non devo fare mining o giocare a Second Life tutti questi giochi 3D Metal Gear Solid no io guarda quando gioco per me il gioco 3D più avanzato di tutti è proprio The Sims per mia figlia, ma ovviamente The Sims quando hai anche un processore i5 già gira molto molto bene, mia figlia non si lamenta, quindi a me infatti quando ho comprato ho preso una PCI Express con 2 giga soli di RAM a bordo, un entry level, anche su questo PC con cui sto facendo la live è una scheda video mi pare che c'ha 2 o 4 giga ma non di più e non era mi pare che l'ho pagata 80 euro quindi come vedi non mi servono super schede video anche perché io non sono un videogiocatore non mi serve roba da modding se ci metto 5 minuti di più a comprimere un video non mi interessa tanto i miei video sono da 2 minuti quindi se ci mette pure 10 minuti a fare poi il video finale non mi interessa non mi interessa neanche se con i vari programmini stupidi 3D che utilizzo a fare il rendering magari mi ci mette 10 minuti invece di 2 lo lascio lavorare non mi interessa quindi l'importante è che siano stabili e che non si blocchi mai il PC questo PC che è del 2015 ci ho cambiato solo la scheda video ci ho messo delle ventole grosse aggiuntive adesso sono 3 anni che non lo apro, che non tocco il sistema operativo, c'è Windows 7, sta benissimo così e funziona egregiamente, non mi si blocca mai. Io devo lasciare pure a spostare grandi quantità di dati. L'ultima volta ho lasciato a trasferire non mi ricordo quante centinaia di giga di dati, mi ci ha messo tipo 12 ore, dopo 12 ore ha finito senza che si era bloccato, senza che aveva dato il minimo problema. Ok, andiamo avanti, vediamo se c'è qualche altra cosa qui. Guardate, vengono ancora recensiti i giochi, questo è per Commodore 64, Supremacy per Commodore 64, di qua invece addirittura MSX, questo è Soulskeeper per MSX. Oh, vedi c'è pure qualcosa per Amiga, guardate, qui c'è scritto Amiga, Incaman per Amiga. Andiamo avanti, Arkanoid più 4 per il Commodore Plus 4. Commodore Plus 4 insieme al Commodore 16, che ricordi. Oh, andiamo avanti, Pack 01 per l'MSX. Vi sto facendo vedere qualcosa così, senza Prince of Persia. Prince of Persia. Puzzle Bubble per l'Amstrad. Puzzle Bubble per l'Amstrad. Andiamo via veloce. Addirittura per VIC 20. Qui si parla C64, C16 e VIC 20. Vedete? Vabbè, andiamo avanti veloce. Guardate questo per Amiga. Crazy Columns, una specie di Tetris per Amiga. Vabbè,
Andiamo avanti. E vabbè, questi poi vi consiglio di andare ad acquistare direttamente questa rivista, così ve la sfogliate voi. Avete visto che non sono neanche poche pagine, eh? Questo dovrebbe essere l'ultimo numero che è uscito, marzo 2022. Adesso devo andare a vedere se ne è uscito qualcun altro. Numero 489, sempre 9 euro. Ovviamente a questi 9 euro vanno aggiunte pure le spese di spedizione. Oh, Sonic the Hedgehog su C64. Qui c'è sempre, come vi ho detto, l'editoriale, il sommario, molto curato. Andiamoci a vedere proprio Sonic the Hedgehog per C64. Guardate che recensione. Allora, se non ricordo male, Sonic the Hedgehog per C64 richiedeva la REU, la 1764, la RAM expansion del C64. Io ne ho diverse, poi quando metterò tutto quanto a posto vediamo un po' che farci, perché ce ne ho davvero diverse di queste REU per Commodore 64. Allora, siamo a 19 minuti di live ed ora è arrivato il momento di aprire questo pacco. Ok? Questo pacco mi è arrivato alle 10 di oggi. L'ho comprato ovviamente a giugno, mi pare. Io con il solito fedelissimo coltellino rosso. Allora, con il coltellino rosso noi andiamo. Ma io direi apriamo pure di qua. Cerchiamo di rompere il meno possibile. Vediamo com'è imballato. Allora, possiamo rompere anche qui. Allora, andiamo a tagliare completamente anche qui, guarda. Ovviamente questo pacco è stato inviato come piego di libri raccomandata. Ok? Allora, andiamo a vedere, già vi faccio vedere una chicca, così capite già cosa c'è là dentro. Il segnalibro. Segnatevi questo sito, madrigaldesign.it. Ok? Allora, prima di farvi vedere appunto il libro che c'è qui dentro, vi parlo un po' di Madrigal, ovvero di Luca Antignano. Allora, Luca Antignano io lo conobbi tanti anni fa, era la prima metà degli anni 2000, quando lui cominciò a pubblicare su un sito internet. Io lo trovai tramite Google, Yahoo, non mi ricordo tramite quale motore di ricerca e per quale motivo mi capitò per le mani un emulatore di uno schiacciapensieri. All'epoca, negli anni 80 e 90, si chiamavano schiacciapensieri. Erano i Game Watch della Nintendo, ma non solo Nintendo, perché la Nintendo era una delle case che faceva questi giochetti portatili monogioco. I più famosi sono quelli con Super Mario, con Donkey Kong. Praticamente erano tutti al quarzo LCD, come la stessa funzione degli orologi. Ecco, io con le telecamere ce li dico, vedete la funzione del quarzo, degli orologi al quarzo. E tu dovevi muovere questi personaggi e accumulare punti. Quindi diciamo che Luca Antignano io lo conobbi così, facendogli complimenti per l'accuratezza con cui lui riusciva a rendere su PC quei vecchi scacciapensieri con cui ci divertivamo quando eravamo bambini. Ce n'è uno a cui io sono molto affezionato che si chiama Las Vegas. Ovviamente su questo sito lo troverete, poi questi ve li metto tutti in descrizione, madrigaldesign.it. Li trovate tutti, lui ne ha sviluppati tantissimi, non so se è riuscito a farli proprio tutti quelli che sono usciti, ma mi sa che c'è molto vicino, perché diciamo il sito è molto molto completo. Allora, Luca Antignano, Zap Rain annuario 2022. Mi sono aggiudicato questa copia, quindi
Questo è il volantino di Retro Edicola Club. Aspettate che si è... Allora, Retro Edicola si è occupata della spedizione di tutti diciamo i volumi a tutti quelli che l'avevano acquistati. Vi consiglio anche di andare a visitare il sito di Retro Edicola, dove ci sono tantissime, vedete, mi hanno mandato anche l'adesivo che adesso andrà a finire insieme a quelli di Passione Amica. Vedete, io sono un grande collezionista anche di adesivi. Io a casa dei miei ho un contenitore pieno di adesivi. Allora qui adesso lo mettiamo in modo che si legge bene. Retro Edicola Videoludica. Allora, Retro Edicola Videoludica è anche un punto di ritrovo, quindi non solo potete andare sul sito, registrarvi e accedere, poter sfogliare direttamente sul sito. Io vi consiglio, senza scaricare niente, non c'è più la necessità al giorno d'oggi di scaricare in locale grandi quantità di dati, ve le andate a leggere. Buongiorno Matsushito, benvenuto. Vi andate a leggere direttamente online quelle che sono le riviste pubblicate da Retro Edicola. Allora, siamo arrivati al pezzo forte. Questo è il libro fatto da Luca Antignano, dedicato a Zap. Ok? Guardate, qui ci sono le date importanti di Zap, perché Zap nasce nelle edicole inglesi a maggio 85. A gennaio 2002 due web designer milanesi creano per passione una rivista online gratuita ispirata a Zap 64. Poi a luglio 2022 Zap Raine ritorna con un annuario. Mamma mia, io ho paura. Allora, innanzitutto custodia rigida, ok? Quindi non è flessibile, custodia rigida. Allora, le prime due pagine ovviamente sono bianche, poi c'è la pagina dedicata appunto al titolo dell'opera, Zap Rain Annuario 2022, Luca Madrigal Antignano. Poi qui ci sono ovviamente tutte le varie edizioni, ok? Come si è solito fare, per vedere anche le ristampe, se ci sono delle ristampe. E poi c'è la prefazione di Paolo Besser, ok? La prefazione al libro, vedete? Allora, l'indice, la parola indice è stata scritta usando un font che ricorda molto le vecchie stampanti ad aghi. Tra l'altro questa sembra quasi a 8 aghi tra un po', per come è fatta. Ovviamente sull'indice ci sono l'introduzione, la storia di Rain, le covers, le review, gli speciali, i test fatti da Zap e i ringraziamenti. Allora, pagina 161, quindi proprio alla fine. E quante foto, i ringraziamenti, vedete, ci sono nominati tutti i siti. Bello, io sono andato a vedere subito i ringraziamenti, vedete, c64-wiki.com, il dizionario dei videogiochi di Andrea Pastore, che conosco e saluto, anzi, www.dizionariodeivideogiochi.it, Lemon64, www.lemon64.com, Lemon Amiga, www.lemonamica.com, mobigames.com, sempre The Arcade Flyers Archive, flyers.arcade-museum.com. Poi c'è Wikipedia, va bene, lo conoscete, e worldofspectrum.org. E poi ce ne sono tanti altri, ovviamente zap.it non può non mancare. Allora, andiamoci a vedere. Allora, l'introduzione ovviamente tutta a cura
di Luca Antignano, ok? Tutta a cura di Luca Antignano, questa poi me la andrò a leggere. Poi c'è Rain History, e poi c'è la prima pagina appunto del libro Raine, forse Rainbow Islands Emulator. Allora, storia di un emulatore. Andiamo avanti. Ecco, covers. Guardate questa pagina troppo bella in trasparenza. Guardate, spettacolare, In trasparenza è fatta. Ecco qua. Qua c'è sta una linea temporale in cui sono messi, diciamo, tutti i numeri di Zap Rain quando sono usciti e che cosa avevano in copertina. Ok? Guardate la linea temporale ovviamente continua per più pagine. Poi ci sono le review e qua si comincia a parlare di Arkanoid, di Pac-Man, di Pang e tutti i giochi qui, Kick and Run. E ovviamente questa non posso non farvela vedere, tra l'altro Rainbow Island è bellissimo come gioco della Taito, parliamo del 1987 come sta scritto qua. Recensione di Stefano Zaxxon Ferrari, pubblicata su Zap Rain numero 1 del gennaio 2002. Ok, non ve li faccio vedere tutti. Oh, guardate che bello i loghi, a me piacevano i loghi, guardate Rastan. Oh, ovviamente vi invito, se ce ne sono ancora qualche copia, ma dubito, a guardate i loghi, ma i loghi troppo belli, Puzzle Bubble, ma guardate che loghi stupendi che facevano. Adesso vi faccio vedere, Rodland, tutti colorati. Quanto me lo ricordo Rodland quando uscì, spettacolare Rodland. Adesso vi faccio vedere Pengo, vedete tutti sfumati. Pure magari su C64 che c'aveva pochi colori riuscivano a rendere bene lo stesso. Poi uscì, sì me li ricordo, Super Space Invaders ragazzi, Super Space Invaders. Io vi faccio vedere un po' di loghi, ovviamente non vi farò vedere tutto il libro, però ecco, questo è il mito che ha fatto la storia, ha fatto Bubble, cioè Bubble Taito o Taito, non lo so come si dice. Sempre la recensione di Stefano Ferrari, uscì nel 1986, ragazzi, me lo ricordo come fosse ieri. 1941. Vabbè, io perché non vi voglio far vedere tutto, guardate questo. Liquid Kids. Mamma mia che spettacolo, guardate com'è fatta bene pure questo libro. Vabbè, un altro mito, io quanto ci ho giocato ad Arkanoid non potete capire, io avevo anche i pedals che attaccati al C64 permettevano di giocare ad Arkanoid invece che con il joystick, che era un po' scomodo, era meglio con i pedal che tu li giravi a destra e a sinistra per far muovere appunto la barretta sotto. Arkanoid 2, Revenge of the O. Cioè io ho passato i pomeriggi interi a giocare ad Arkanoid e a passare al livello successivo e a vedere come erano disegnati. Ancora oggi mi piacciono un sacco questi giochi fatti come Arkanoid, che vedo che anche sui cellulari compaiono le pubblicità nei social network, dovunque, che ci sono tanti di questi giochi sempre più impossibili. Io ce n'ho uno dove sono arrivato a un certo livello e non riesco a passare perché sono quasi tutti
i mattoncini davanti sono quasi tutti indistruttibili, devi fare incanalare la pallina e in un cunicolo cominciano a diventare molto complicati. Guardate pure questo. Ragazzi, è qualcosa di spettacolare questo libro, eh? Io ve lo consiglio vivamente. Puzzle Bubble 2. Puzzle Bubble 2. Questi poi cominciavano ad essere giochi un po' più, tra virgolette, moderni. Ok? Dovevi pensare bene. Vedete, Puzzle Bubble era il draghetto di Bubble Bubble che doveva scoppiare le bolle dello stesso colore lanciandocene una addosso. Eccolo qua, ho parlato prima. Arkanoid Revenge of Do. Ho parlato prima, era bellissimo anche Arkanoid Revenge of Do. Darius 2. Ecco, vabbè, questo è un altro gioco che ha fatto la storia. Il Pac-Man. Pac-Man ce lo portiamo dietro dal 1980, sono 22 anni che ci portiamo dietro Pac-Man. Ancora ne parliamo da 22 anni. Space Invaders 95, pure questo me lo ricordo, mi pare che uscì su Amiga. Vediamo un po' se c'è scritto Taito 95. Ma così non posso mettermi a leggere tutto. Pagella Globale 86. Vabbè, non c'è scritto subito, non lo vedo. Chase HQ. Chi non se lo ricorda? Chase HQ. Bubble Memories, vabbè. Uznik, pure questo me lo ricordo. Bloom Pop. Erano tutti bellissimi. Questi io lo sto sfogliando, vi faccio vedere solo le... Tiè, pure questo è un'altra pietra miliare. The New Zealand Story. The New Zealand Story. Questo pure dell'88, uscì sia su 64 che su Amiga, con tutto che nell'88 mi pare il 64 già non ce l'aveva quasi più nessuno. Rigar pure a questo ci ho giocato tantissimo, ma soprattutto in sala giochi a Rigar. Ci ho giocato in sala giochi a Rigar, bellissimo. In sala giochi quanto ci ho giocato? C'aveva la sala giochi vicino casa, il bar. Non c'avevo, per quanto io a pochi chilometri, mi pare che erano 3 chilometri, avevo l'extra bolle di Arco de Travertino. Bastava che prendevo un solo autobus, il 664, mi fermava proprio lì e quindi potevo andare in sala giochi a giocare a tutti questi videogiochi. Una sala giochi conosciutissima anche perché andava in tutte le manifestazioni, anche Expo Cartoon, c'era sempre l'Extra Ball con il suo stand e con qualche cabinato. Ok? Oh, veramente grazie a Luca Antignano per aver fatto questo libro, Puzzle Bubble 3. È un bellissimo libro, ripeto, tutto a colori. Vedete? Ecco, un'altra pietra miliare che ci portiamo ancora dietro, Donkey Kong. Donkey Kong addirittura dell'81, 21 anni che ce lo portiamo dietro. Donkey Kong, come abbiamo detto, hanno fatto anche i Game & Watch, hanno fatto un sacco l'hanno diciamo portato su tante piattaforme. Donkey Kong rimane un mito. Allora, qua c'è un'altra pagina in trasparenza, come vedete. Blast from the Past, Millstones Specials, questi sono tutti gli special. Allora, faccio vedere queste pagine molto velocemente. Qui ci sono, diciamo, brevemente riassunti un bel po' di videogiochi che hanno lasciato il segno, diciamo. Poi questo me lo dovrò tutto rileggere, tutto dedicare parecchio, cioè qui parla pure di Centipede. Centipede era il serpentone che si allungava, cioè che poi l'abbiamo riportato pure sui telefonini, mi ricordo uno tra gli ultimi, Nokia.
in Nokia, che c'era questo serpentone che si allungava man mano che mangiava. Allora, adesso vado un po' più avanti veloce perché qui ovviamente, vedete quando c'era la scritta extended a Bubble Bubble extended, che c'erano tutte le bolle colorate per fare la scritta extended. eh, Avevano fatto pure i fumetti di Bubble Bubble, perché ovviamente poi quando un format, un qualcosa c'ha successo, come mi viene in mente il film degli zombie lì, a parte vabbè, Lara Croft Tomb Raider, che da un videogioco hanno fatto pure il film eccetera, ma pure quello degli zombie non mi viene, perché ci ho giocato poco, che poi quello già si parlava di PlayStation 1 eccetera, non mi viene, vabbè. Umbrella Corporation, se c'è qualcuno collegato mi devono ricordare il nome del videogioco con gli zombie e con l'Umbrella Corporation, non mi viene. Andiamo avanti. Ok, Zap Test. Vedete, questa era la pagina dell'ultimo numero di Zap, la copertina dell'ultimo numero di Zap, ovviamente c'era scritto Game Over, mentre invece qui viene scritto Game Not Over, ok? Anche perché abbiamo visto che Zap è stato ripreso più volte, uscì anche un altro numero speciale a ridosso degli anni cioè subito dopo gli anni 2000, fatto dagli stessi che facevano Zap all'epoca, e fu un numero speciale che lo trovate sempre su zap.it in free download, sia in alta risoluzione che in risoluzione standard da vedere sul web, e io l'ho pure stampato a colori laser, e ce l'ho da parte come una reliquia quel numero di Zap. Allora, Arkanoid Revenge of Do, recensione di Lee Bolton, pubblicata su Zap Test numero 2 agosto 2003, Commodore 64. Guardate, ZX Spectrum, Commodore Amiga. Dopo l'ottima conversione fatta per Arkanoid, la Imagine si ritrovava per le mani il compito di convertire anche il seguito. I codici segreti, tra l'altro mi aveva chiesto anche, c'è un libro io pieno dei codici segreti per Commodore 64 ed altre macchine di quell'epoca, che bastava scrivere dei pezzi di programma dopo aver fatto un soft reset del computer, e c'erano anche tutte le varie sys o i POC da dare per far ripartire il gioco, perché ovviamente se uno fa un soft reset la memoria del 64 rimane intatta, si accede soltanto, chiamiamolo così, al prompt dei comandi basic, e quindi uno può dare una serie di comandi basic come sys, POC eccetera, quindi andando a modificare opportunamente delle aree di memoria del Commodore 64 in esadecimale, si potevano ottenere vite infinite o molto numerose. Per esempio bastava mettere, dove c'erano 3 vite, bastava mettere 99, uno c'aveva 99 vite, insomma è questo. Oh, Rastan pure, guardate poi tutti i vari disegni, vedete? Bello, bello, bellissimo libro, sono molto soddisfatto dell'acquisto. Ok, guardate anche che ci sono le cassettine che uscivano per Commodore 64. Che nostalgia. E poi alla fine del libro, vi dico, non ve le faccio vedere, ci sono anche delle foto interessanti. Ok? E questo quindi è per quanto riguarda questo libro, che si chiama Zap Raine Annuario 2022. Ok? Oltre 50 giochi recensiti. Edizione cartacea della mitica Webzine sui retro games.
ok? Le pietre miliari del mondo dei videogame, ben 168 pagine, tutte interamente a colori. Quindi questo si va ad aggiungere alla mia già folta, quello che è caduto sono le scatolette qui che ho dappertutto, alla mia già folta collezione di Zap. Ovviamente c'ho anche Zap Classic, stanno di là, ma alcuni stanno in soffitta. Comincia a diventare un po' problematico andare a reperire anche tutti quei numeri di Zap. Allora, siamo in finale di live, è l'1:03 minuti di questo 16 agosto 2022. La live è durata già un 43 minuti, quindi un quarto d'ora circa in più di quello che avevo previsto. Allora, in chiusura vi invito ad andare a dare un'occhiata, se avete TikTok, al mio, diciamo, al mio canale che ho creato su TikTok, dedicato per adesso alle sigle dei cartoni animati. Basta che mettete chiocciola Reni underscore J, sempre con le due Y, RNY underscore JAY, Reni J, e se vi va mettetemi un follow su TikTok. Sono sempre molto attivo sia qui su YouTube che su Twitch, come sapete, su Facebook, su Instagram. Ok? Allora, per quanto riguarda invece, facciamo un minimo di pubblicità, andate a visitare il sito che compare adesso qui sopra, starwarsstore.it, dove troverete tutto ciò che riguarda il mondo della galassia lontana lontana e diciamo oggetti in vendita direttamente su Amazon, quindi che io consiglio, quindi varie spade laser, varie action figure, libri, DVD, CD, Lego, Star Wars, c'è un po' tutto sul sito starwarsstore.it. Poi abbiamo anche legolando.it, che è un sito interamente dedicato al mondo dei Lego. Ok? Diciamo, troverete lì dei set che io consiglio, sempre in vendita su Amazon. Poi c'è il sito principale che è classe74.it, da cui poi potrete andare su tutti i vari altri siti, e poi ce n'è uno che mi piace tantissimo, che ce n'ha anche un figlio, il principale è renijstore.it, dove trovate tutto quanto quello che concerne la musica, quindi giradischi, amplificatori, casse, c'è anche tutto l'occorrente se volete cominciare a fare delle live o a registrare dei video da pubblicare sui social network che non siano fatti con il cellulare. Diciamo ci sono i mobiletti anche, ci sono le console, CDJ, insomma un grande diciamo sito dedicato alla musica, e ovviamente non possono mancare i vinili che stanno anche su ilmondodelvinile.it, dove troverete, ciao Willy, dove troverete, siamo in chiusura di live, ho fatto vedere appunto questo che mi è arrivato questa mattina alle 10 mi è arrivato, e ho voluto far vedere appunto questo bellissimo libro di Luca Antignano in arte Madrigal. Ok? Io vi invito nuovamente pure ad andare a visitare il suo sito madrigaldesign.it, dove troverete anche gli emulatori degli scacciapensieri dei Game Watch della Nintendo. Ok? Quindi stavamo parlando di il mondo del vinile.it, dove troverete vinili in prossima uscita, vinili di musica italiana, di musica straniera, vinili picture disc, vinili autografati. Insomma, ho cercato di dare un po' di ordine a quelle che sono i migliaia di vinili in vendita su Amazon. Quindi vi consiglio di andare a visitare anche il mondo del vinile.it. Per quanto mi riguarda, mi fa piacere se vi iscrivete, se non l'avete ancora già fatto, al mio canale YouTube, youtube.com/c/Renato De Vita. Attivare la campanella, perché è l'unico modo che avete per sapere quando io vado in live, perché io non ho un orario fisso per cui io vado in live, e normalmente non pubblico video già fatti da me, io faccio solo queste live e le lascio su YouTube per farle vedere poi in differita a chi è interessato all'argomento. Tra l'altro anche di questo farò la copertina
ovviamente con questo libro in bella mostra. Ovviamente poi metterò anche su Facebook, quindi seguitemi anche su Facebook. Metterò il link a Luca Antignano Madrigal. Per quanto riguarda altri modi di contattarmi, già ve l'ho detto: Instagram, Twitch, YouTube, Facebook Renato De Vita, tranquillamente mi trovate, e anche su TikTok. Ok? Io vi ringrazio di essere stati con me, vi lascio alla sigla finale e magari, non so, se ci riesco ad organizzare qualcosa, vedremo. Bisogna andare avanti con il tear down e il testing di tutti questi vecchi PC. C'erano ancora, come dicevo in inizio di diretta, c'era ancora una quarantina da smantellare o da testare se funzionano e da sistemare. Ok? Detto questo, vi do appuntamento alla prossima live e ci vediamo. Vi lascio con la sigla finale. Grazie mille ancora e un buon proseguimento di giornata a tutti voi. Grazie.